Dramma della solitudine, siamo in via Bosa, in quartiere San Marco a Bassano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Danilo Fabris, 83 anni. Viste le condizioni della salma, si presume che sia morto da almeno 15 giorni, se non anche di più. Non vedendolo da diverso tempo, sono stati i vicini che hanno allertato l'amministratore del condominio, dove Fabris viveva all'ultimo piano, che ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno dovuto infrangere il vetro di una finestra per entrare nell'appartamento, trovandolo riverso a terra. Sul posto gli agenti della polizia locale e i sanitari del SUEM 118 che hanno trasportato all'obitorio del San Bassiano l'83enne. L'uomo viveva da solo, non aveva una famiglia. Tra i vicini c'è molto dolore per la sua scomparsa, persona affabile, sempre pronta ad aiutare il prossimo, seppur schivo e riservato, così ce lo descrivono. Attivo nel quartiere, alpino, impegnato nella realizzazione delle maschere per i carri di carnevale, aveva prestato aiuto anche come volontario in Brasile, affiancando i missionari nella costruzione di un ospedale. Lui era, una persona splendida, era molto positivo, però era molto riservato. Non voleva tanto che le persone si intromettano nella sua vita privata e lui era alpino, era bravissima persona. Abbiamo raggiunto telefonicamente l'assessora ai servizi sociali di Bassano Francesca Busa che ci ha confermato che l'anziano non era seguito dal suo ufficio, ma coglie l'occasione per lanciare un messaggio. Questo ancora una volta ci deve far riflettere sul fatto di quanto ci sia da lavorare sul sensibilizzare anche il vicinato, le persone, ecco, che vivono anche in contesti di comunità, a preoccuparsi anche di chi è anziano, di chi è più fragile, di chi è più solo, perché queste cose possono succedere e se una persona è vicina ed è solidale, sa che può essere successo, esserci stato qualche problema e intervenire sicuramente prima di quanto è successo in questo caso, perché cose così non dovrebbero accadere. E infatti questo è un po' il rammarico della vicina di casa di Danilo Fabris. Lascia un grande vuoto, mi dispiace tanto che non siamo riusciti a aiutare di più, che forse se ne permetteva in qualche maniera a seguire i suoi passi, la sua quotidianità, diciamo che forse non sarebbe successo così, però è andata.